al dottor Biggio la rappresentanza di Agris. Vi dividete il... o fai direttamente? È indifferente. Allora, prima di tutto vi porto i saluti del dottor Kerchi, il nostro direttore generale, che non è potuto essere presente perché è all'estero e appunto ha delegato me e il collega Gianni Meloni per quanto di competenza. Io mi occupo di cavalli prevalentemente, quindi lavoro nei servizi ippici e il collega lavora nel servizio zootecnico, quindi si occupa di altre specie. Comunque in generale, allora, l'agenzia Agris è un'agenzia gemella delle altre agenzie Laore e Argea, cugina diciamo più che gemella, e svolgiamo prevalentemente delle attività di ricerca nel comparto agricolo. Per comparto agricolo intendo non semplicemente la parte vegetale, ma anche la parte allevatoriale, quindi vegetale e animale. Si struttura in una serie di servizi che appunto vanno a ricoprire un po' tutti gli ambiti di questi due settori, il settore dell'agricoltura in senso stretto e il settore dell'allevamento. Per quanto riguarda l'allevamento abbiamo il servizio zootecnico che si occupa in generale delle specie e poi delle razze animali in produzione zootecnica, quindi suini, bovini, ovini, caprini. C'è il servizio ittico che si occupa anche del mondo acquatico, ci siamo noi dei servizi ippici che si occupano del comparto equino, e quando dico equino intendo sia cavalli che asini, e poi ci sono i servizi che si occupano della parte vegetale, quindi il servizio dell'arboricoltura, il servizio che si occupa anche della foragicoltura, della viticoltura, c'è un servizio fitopatologico che studia le patologie delle piante, perché anche le piante si ammalano e quindi necessitano di essere curate. Abbiamo visto prima nel filmato un passaggio che è stato un passaggio epocale, dalla mungitura a mano alla mungitura meccanica. Questi progressi nel mondo dell'allevamento e dell'agricoltura avvengono grazie alla ricerca. Una ricerca che non è una ricerca pura, quindi non andiamo a studiare aspetti diciamo così microbiologici oppure molecolari che sono un po' fini a se stesso, ma una ricerca che è sempre applicata, quindi al servizio del mondo agricolo. E la ricerca è importantissima perché senza ricerca non ci può essere innovazione, senza innovazione non c'è futuro in questo settore. Io posso parlare del comparto ippico, poi magari il collega Gianni parlerà del resto. Noi abbiamo avuto, in sintesi, rapidissimo, in Sardegna un'evoluzione notevolissima dall'antichità, dove avevamo una popolazione molto eterogenea di cavalli, grazie a dei meccanismi di selezione genetica, già dai primi fine 800, primi del Novecento, siamo arrivati a costituire una delle razze più importanti al mondo, che è la razza del cavallo anglo-arabo sardo, che oggi si chiama anglo-arabo per non discriminarlo rispetto agli altri anglo-arabi delle altre nazioni. Per dire, questo progresso è stato fondamentale perché le conoscenze scientifiche dell'epoca e via via poi quelle successive hanno permesso di mettere a punto delle tecniche di allevamento e di miglioramento selettivo che hanno consentito di passare da una popolazione equina molto eterogenea a una popolazione che era standardizzata e resa competitiva poi nelle performance sportive, perché in fondo poi quella è la principale destinazione dei cavalli. Sono stato sintetico? Bravissimo. Gianni, vuoi dire due parole?